Con la messa crismale di giovedì alle ore 9:30 del mattino si dà il via alle manifestazioni della Settimana Santa nella nostra città, organizzate dalla Curia di Agrigento sotto l'attenta e scrupolosa guida di Don Giuseppe Pontillo, quindi il Triduo Pasquale con la Cena Domini alle ore 19. Il Venerdì Santo è la giornata più intensa per i cristiani, vede il Calvario dalle ore 14 alle 19:30, quindi la crocifissione, la predica delle 7 parole e dalla chiesa di San Domenico, prima della mezzanotte, il messaggio dell'arcivescovo, per concludere il sabato santo, la notte di Pasqua, con la veglia dalle ore 23 in poi. Un evento quest'anno che vedrà protagonista la cattedrale di Agrigento dopo tanti anni di chiusura, e anche la nostra emittente offrirà tanti eventi seguiti in diretta o su streaming sul canale 92 in tutta la Sicilia. Certamente quest'anno la Pasqua avrà il significato fondamentale che è sempre quello della risurrezione della vita nuova in Cristo, ma per Agrigento un momento anche di risurrezione per avere avuto riconsegnata la cattedrale, che diventa nuovamente il centro pulsante della vita sociale, speriamo anche economica, attraverso lo sviluppo che può dare, e liturgica della città e della Settimana Santa in maniera particolare. Domani mattina, quindi per il Giovedì Santo, il Vescovo alle 9:30 presiederà la messa crismale. Saranno presenti tutti i parroci e i sacerdoti della nostra provincia, della nostra diocesi, insieme ai cresimanti. Sarà una grande manifestazione, una grande epifania di chiesa. E poi già nel pomeriggio si entrerà nel Triduo Pasquale, che costituisce un'unica grande celebrazione. Giovedì, venerdì e notte di Pasqua noi li celebriamo come un unico grande giorno, tanto che le celebrazioni si concluderanno in silenzio e si riapriranno sia il venerdì che la notte di Pasqua in silenzio. In cattedrale la messa in Cena Domini sarà alle ore 19 e poi l'apertura fino alle 23 per la visita e la preghiera davanti all'Eucarestia. Il Venerdì Santo è il momento centrale della Passione ad Agrigento. Quest'anno la particolarità è proprio quella che il simulacro di Gesù appassionato uscirà dalla porta centrale della cattedrale. Sarà un momento di grande impatto, e poi la consueta processione, l'incontro con l'Addolorata e la processione per le vie della città. Momenti significativi anche in cattedrale, perché i simulacri arriveranno insieme. Durante la crocifissione ci sarà il momento particolare dell'Addolorata, che sarà riposta ai piedi della croce, quindi non solo rimanendo sulle bare, e ancora l'uscita poi la sera dei simulacri, che avverrà insieme davanti la cattedrale. In questo anche dobbiamo fare un appello a tutti i fedeli, i devoti e alla città. Quest'anno vorremmo vivere un Venerdì Santo diverso con il rapporto con i simulacri, cioè far camminare vicini il simulacro del Cristo morto e il simulacro dell'Addolorata, per dare anche veramente il senso di quella che è l'unità della processione. Pertanto invitiamo e preghiamo i fedeli di consentire questo percorso. Ci saranno tante promesse, devozioni, di stare accanto eccetera. La migliore promessa e la migliore devozione è quella di permettere una santa e buona processione, quindi rispettando. E poi il sabato, in momenti di preghiera nel pomeriggio, sia qui in cattedrale che nel santuario dell'Addolorata, e la notte di Pasqua, il 23, il Cardinale presiederà qui in cattedrale la veglia pasquale. Anche qui un altro momento veramente significativo, è la prima dopo 9 anni di chiusura della cattedrale, quindi sarà un momento veramente particolare. Vogliamo ringraziare le comunità di Agrigento e la città di Agrigento, perché dall'apertura della cattedrale fino ad oggi abbiamo visto che c'è una partecipazione forte a quelle che sono le celebrazioni anche domenicali in cattedrale. Questo dice il legame che c'è tra la città e il suo monumento principale, che non è solo un monumento ma è il simbolo dell'unità della fede. Quest'anno tra l'altro anche questa collaborazione con la Curia per la diretta di alcuni momenti della Santa Pasqua anche sulla nostra emittente. Questo è un altro momento particolare, perché considerando che abbiamo tanti anziani, tante persone ammalate che stanno a casa e non possono partecipare ai riti della Settimana Santa, grazie alla collaborazione con TVA, il Cardinale insieme a Dolillo Argento, che è il Rettore, e a me come padre spirituale dell'Arciconfraternita, abbiamo deciso di promuovere le dirette, di accogliere la proposta e promuovere le dirette del Triduo Pasquale. Pertanto già dalla messa crismale, la messa in Cena Domini, la crocifissione, tutti i momenti di preghiera in cattedrale, la discesa del Cristo alla croce, l'uscita dei simulacri e l'intervento del Vescovo a Piazza San
domenico, con le riprese anche della processione che viene fatta nel mattino e della sera, saranno momenti che ci potranno unire a quanti da casa non potranno partecipare, o stando lontani anche non potranno partecipare alle celebrazioni pasquali qui in cattedrale.